È sempre una festa per tutti, la cittadella degli alpini che richiama grandi e piccoli sotto il segno del tricolore e dei valori del nostro paese. Con le forbici in mano il presidente dell'ANA, Sebastiano Favero, il comandante delle truppe alpine, generale Claudio Berto, il vice sindaco di Milano, Anna Scavuzzo, accompagnata dall'assessore regionale alla sicurezza Riccardo Decorato e dal prefetto di Milano Renato Saccone. A sancire l'appartenenza agli stessi valori di alpini in armi e alpini in congedo, un alzabandiera congiunto sulle note di Fratelli d'Italia, 24.000 metri quadrati di equipaggiamenti che mostrano la professionalità di protezione civile ANA, truppe alpine e ospedale da campo in caso di emergenza. Primo anno in cui la cittadella viene sviluppata congiuntamente da truppe alpine e protezione civile dell'Associazione Nazionale Alpini, segno tangibile di una sinergia, di un coordinamento sempre più presente, sempre più costante e sempre più professionalmente impiegato in ambito nazionale in caso di emergenza. Ci sono queste componenti super tecniche e super specialistiche che sono quelle date appunto dal personale che opera con gli apparati radio, che sono veramente di ultima generazione, dal personale che lavora nel campo delle OD, che significa lo sminamento, quando ci sono dei ritrovamenti di ordigni esplosivi, li neutralizzano, cercano di fare in modo che non siano più dannosi. E inoltre in tutto quello che potete vedere ci sono anche quelle componenti che sono, diciamo così, assieme agli alpini pur non portando la penna. Infatti dico che ci sono anche i nostri amici cavalieri che fanno parte delle truppe alpine, ma ovviamente non sono alpini, i nostri amici elicotteristi che tanto aiuto ci danno. Abbiamo notato in questo periodo anche con l'esercitazione con il Vardirex, un'esercitazione congiunta con le truppe alpine. Siamo in grado davvero insieme di fare grandi cose in caso di emergenza e io mi auguro che davvero molti ragazzi riescano a venire con noi e a capire cosa vuol dire essere volontari dell'Associazione Nazionale Alpini.